Carissimi della Via dei Presepi, buon anno a tutti. Dopo aver fatto questo lauto pranzo del primo dell'anno, siamo ritornati nel territorio alla ricerca di nuovi presepi. Questa volta siamo ritornati a Villanova di Strana, come lo avevamo fatto questa mattina. Siamo all'interno dell'ex scuola materna, siamo in compagnia dell'Associazione della Grepia e siamo in compagnia del responsabile e di tanti volontari, Fabio in primis. Fabio, buon anno a tutti voi. Grazie altrettanto. Raccontaci un attimino un po' il percorso virtuale di questa mostra. Volentieri. Allora, questa intanto siamo arrivati alla 24esima edizione di questa mostra e abbiamo intorno a più di 40 presepi esposti provenienti da varie parti d'Italia. E niente, abbiamo cercato di spaziare in più stili possibili, quindi abbiamo stile popolare, stile palestinese, un po' tutto, diciamo, quello che è nel mondo del presepio. Fabio, volevi fare anche un breve excursus dell'associazione, no? Certo, noi come associazione nasciamo nel 2012, però in realtà eravamo già un gruppo prima, dal 2000, quindi la prima mostra l'abbiamo fatta nel 2000. Poi dopo ci siamo costituiti come associazione e ultimamente ci siamo registrati come APS, quindi adesso siamo un'associazione di promozione sociale. Diciamo, lo scopo dell'associazione è quello di tramandare l'antica tradizione del presepe, una tradizione che risale a più di 800 anni fa, pensa un po', per cui diciamo, ci sentiamo in obbligo di trasmettere questa tradizione anche nelle generazioni future e per questo organizziamo anche dei corsi pratici qua all'interno dei locali. Facciamo sia corsi di tecnica base e l'anno scorso ci siamo cimentati anche in un corso avanzato che ha avuto un notevole successo e già abbiamo richieste se lo rifacciamo anche quest'anno. Vediamo un po'. E un obbligo e anche un ringraziamento a tutti i volontari che ti hanno dato una mano ad allestire questa bellissima mostra. Senza i volontari non si va avanti. È il gruppo, diciamo, che permette di realizzare tutto quanto questo qua. Fabio, ormai Capodanno è passato, però i telespettatori da domani 2 gennaio vogliono sapere da te dove venire e a che orari arrivare per visitare questa bellissima mostra. Ben volentieri. Noi siamo aperti fino all'Epifania tutti i giorni, i feriali siamo aperti soltanto nel pomeriggio, quindi dalle 15 alle 18:30, i festivi anche la mattina dalle 9 alle 12. Quindi ragazzi, intanto buon anno ancora e adesso facciamo anche un buon anno a tutti i telespettatori e nell'attesa vi diamo appuntamento per domani 2 gennaio perché saremo in altri 2 presepi e resterà naturalmente una sorpresa. Comunque buon anno, passate bene le festività. Buon anno a tutti! Buon anno.